Benvenuti! Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Tarso in provincia di Treviso, 267 metri sul livello del mare, 4.600 abitanti ripartiti tra varie frazioni. In questa puntata abbiamo tante cose da scoprire, si parte, la parola alle immagini. Non sono mai stato capace di allontanarmi dal mio paese. Sì. Qua avevo gli amici, le compagnie, andavo ai laghi qua d'estate a fare i bagni, poi era la vita qua, insomma. Mi è sempre piaciuta la natura, mi è sempre piaciuto vivere in mezzo al verde, in mezzo ai boschi. E qua, la mia vita era qua. Non ho mai avuto la tentazione di andare via, fare incursioni in macchina, andare, non so, al mare, niente, non so. Il mio mare era il lago di Tarso, qua di Revine, si andava a fare il bagno là. Qua erano i giochi delle bocce e tutte le compagnie che venivano qua a giocare, stavano qua tutte le serate fino alla mezzanotte a giocare alle bocce, era tutto illuminato, era vita, insomma. Il paese era pieno così di forestieri, di gente che veniva in villeggiatura, specialmente d'estate. Io sono il sindaco del comune di Tarso, Gianangelo Boff, un comune di 4.600 anime ai piedi delle Prealpi trevisane e confinante con la nostra vallata. Tarso è un paese abbastanza antico, già diciamo del nostro vessillo si capisce la presenza qui sul territorio della contea vescovile di Ceneda. E troviamo proprio le tracce anche della presenza veneziana con innumerevoli ville venete. Tarso è comunque sempre il comune dei 5 campanili, abbiamo Tarso. Poi abbiamo Nogarolo, abbiamo Arfanta. Abbiamo Fratta e Corbanese. Colmaggiore è diciamo una delle frazioni che insieme a Fratta che confina con Revine Lago e divide a metà, diciamo con una sorta di confine immaginario, i due laghi che sono per la metà Tarso e per la metà Revine. A Fratta e a Colmaggiore si svolge la Festa della Castagna, una rassegna annuale che appunto promuove i nostri prodotti a base di castagne, nonché la birra di castagne e altri prodotti che vengono realizzati proprio con questo elemento che è molto presente nella vallata. Continua il nostro itinerario alla scoperta di Tarso in provincia di Treviso, andiamo a conoscere il parroco. Ci troviamo nella chiesa arcipretale di Tarso, una chiesa matrice che ha dato origine a varie altre chiese della zona. Una chiesa molto antica,
L'attuale, come si vede, è del secolo scorso. Una chiesa bella, spaziosa, si riempie di fedeli, ecco, dove hanno punto di riferimento per non solo le celebrazioni religiose, ma anche per altri avvenimenti. La chiesa ha come titolo, come patrona, la purificazione della Beata Vergine Maria. Sull'altare vedete la pala di Cesare Vecellio, pregevole opera. Così in chiesa abbiamo delle statue della Madonna. Crocifisso. Sono state costruite e volute dai nostri antenati, che erano poveri, che erano anche meno numerosi di oggi, però hanno voluto per Dio, per la Chiesa, cose belle, come è pregevole l'organo che vediamo qui. I cornici della Via Crucis sono pregevoli, sono tutti di legno intarsiato, come è di legno intarsiato tutto l'apparato per l'adorazione delle 40 ore che noi facciamo prima della Pasqua. Così vedete qui 2 affreschi accanto all'altare, sono del Demin, non sono terminati. Il pittore è morto mentre lavorava qui, ma sono l'episodio di Gesù in mezzo ai dottori che sta parlando e il battesimo di Giovanni Battista. Le celebrazioni sono animate da un gruppo di ragazzi, noi chiamiamo il piccolo coro, fatto da bambini ma che cantano e animano bene la messa, certo aiutato da animatori. Una cosa tipica di Tarso è anche il campanile, con la sua forma, e in cima aveva affrescato dei vari santi come segno di fede. In una villa veneta andiamo a scoprire la genuina cucina di Tarso in provincia di Treviso. Siamo all'interno di una villa del Cinquecento che è stata adibita ad albergo-ristorante dai nonni nel 1919, quindi ha una tradizione di oltre 90 anni di storia. La nostra cucina è una cucina tradizionale, basata sui prodotti del territorio, cerca di innovarli e di portare un tocco di modernità, però sempre rimanendo legati molto alla tradizione e ai prodotti tipici della zona. I nostri piatti più proprio che tendono a rimarcare la vera tradizione sono la pasta e fagioli, che qui nella zona non manca mai, anche nel nostro menù non manca mai, sia d'estate che d'inverno. Il risotto quest'oggi è un risotto al sedano rapa con la casatella trevigiana, anche quello è classicissimo, è un risotto molto particolare e molto delicato. Ho preso proprio questa passione tramandata dalla nonna, che era un'appassionata, la chiamavano la regina del risotto, probabilmente io l'ho conosciuta poco, però questo mi è rimasto nel DNA. Abbiamo fatto un piatto che sono i figadei, che sono un piatto tipico veramente della zona di Tarso o poco oltre. Hanno all'interno il fegato del maiale, il cuore e il polmone, quindi erano fatti veramente per recuperare tutta la parte meno nobile del maiale. Io ho riscoperto un formaggio della zona del Trevigiano, che è un formaggio morlacco,
Quindi io ho inventato questo piatto che da un po' di anni va molto nel mio ristorante, che è un'insalata di morlacco e mele che viene servita come antipasto. Adesso c'è il radicchio, quindi lo adoperiamo radicchio, se no dell'insalata, con dei pezzettini di formaggio morlacco, delle mele, e viene condita con del miele di castagno, olio e un filo di aceto. Come dolce della giornata o del momento io vi presento una pinza, torta che noi facciamo quasi sempre perché si può fare in tanti modi. Sotto le feste, diciamo del Natale o nell'inverno, noi la facciamo con la farina di polenta, che è lo stesso una cosa molto tradizionale. Con i fichi secchi, l'uva passa, si adopera la frutta secca. Invece durante l'estate noi la facciamo molto con il pane e con l'aggiunta di più frutta fresca. Oltre ai vari montaggi in latteria, il formaggio Grillo, che è una cacciotta a pasta morbida, che è un formaggio molto apprezzato e da un po' di anni è stato valorizzato. Qui nella nostra zona si fa il formaggio imbriago, lo chiamo, un formaggio fresco che è messo a macerare nella vinaccia. I salumi tipici della zona comunque sono la soppressa, la pancetta, i figadei, e in più c'è il cotechino, che noi qua chiamiamo musette, deriva dal muso del maiale. Con la responsabile delle guide del Veneto scopriamo altre curiosità di Tarso in provincia di Treviso. A poco distanza dal frastuono, dalle vivaci città quali Venezia, che è circa a un'ora di strada da qui, si trova Tarso, che è un comune molto esteso, però di poca densità abitativa, per cui ci sono dei piccoli nuclei abitati disseminati nel territorio. Per chi vuole fare una visita in mezzo alla natura, ma soprattutto all'aria buona e alla tranquillità, può arrivare qui e fare un percorso anche votivo. Si può cominciare da San Pietro, che è in una posizione sopraelevata, a dominare la vallata, ed anche detta la chiesa degli Alpini, perché è stata restaurata da loro recentemente, ma ha un'origine molto antica. Si può proseguire per Arfanta, dove c'è un'altra chiesa più grande, ubicata in una posizione paesaggistica favorevole perché guarda un largo panorama. All'interno non dovete mancare di visitare la pala d'altare, che è di Francesco da Milano. Poco lontano di lì, Resera, che ha intorno a una piccola chiesetta un bel gruppetto di case molto armoniosamente composte, e la chiesetta merita di essere visitata. Con dei marmi decorati e con la pala che raffigura il santo patrono Sant'Andrea. Sant'Antonio Abate, che è spesso raffigurato perché è protettore degli animali. Intorno ci sono degli affreschi di un pittore austriaco del 1500 di fattura, come dire, popolare, però molto elegante e raffinato. C'è San Rocco, che è il secondo patrono della chiesa perché ricorda la fine della peste. La Madonna della Rosa, che è molto elegante e riccamente vestita.
e quindi si può proseguire per Fratta, un'altra frazione che è anche detta il paese dei murales, perché si può fare questo percorso dove trovate tante pitture sulle case che vengono così ingentilite da queste preziose decorazioni. Anche Fratta ha una chiesetta con un bell'altare decorato in legno e un ciclo di affreschi che raffigurano gli apostoli e il Cristo inseriti dentro a delle nicchie che raffigurano le 12 porte d'ingresso al paradiso. E così potremo continuare per Nogarolo, Corbanese. Tutte le chiese sono poi caratterizzate da un campanile che spesso chiude a cipolla come stile architettonico oppure come una corona, e questo ricorda un gusto orientale, nordico, che è caratteristico di quei luoghi. È giunto il momento di un giovane che ama il territorio e continua la tradizione di famiglia. Porto avanti la tradizione di famiglia. È dal 1995 che abbiamo costruito questa cantina, produciamo del prosecco sia DOC e di OCG, delle Colline Conigliano Valdobbiadene. Siamo sempre in fase di crescita e di sviluppo. Questo è un periodo invernale, c'è la tradizione della trasformazione del suino. Oggi stiamo facendo il processo di salumificazione, è una nostra abitudine per mantenere le tradizioni dei nonni che ci hanno trasmesso, gli insaccati che vanno utilizzati in famiglia. La lavorazione del cotechino è uno degli insaccati che noi facciamo. Se non ci fosse amore lavorare in queste colline, in questi posti diciamo un po' disagiati, una persona, soprattutto i giovani, non ce la farebbero, non rimarrebbero in questo territorio se non c'è la passione e l'amore per il proprio raccolto. Dover lavorare soprattutto molto con mezzi manuali, dal decespugliatore a tanti altri attrezzi, ci vuole molta passione senz'altro. Produrre poco, ma ci vuole molto tempo per un piccolo pezzamento di terra. Siamo io e mio papà che curiamo tutto. Adesso le faccio sentire una canzone che mi ha insegnato ancora mio nonno era del 99, l'ha fatta la guerra dei Piave. E allora mi diceva sempre, ti boccia, in qua che ti insegnano una canzone. Mi diceva, me compare Giacometto, lei che aveva un bel galletto, e quanto canta, verso il becco. Ne vuole da tira curta che è meglio mettere sua pignata, che è meglio piuttosto che di cantare. Siamo sempre a Tarso, in provincia di Treviso, andiamo a conoscere un museo particolare.
Direi che la mia passione è nata più che altro perché da ragazzo rimanevo affascinato dagli alberi in fioritura e poi allungando un braccio vedevo l'albero proiettarsi sul palmo della mia mano e da lì è nata l'idea di creare un albero in miniatura che potesse vivere in una ciotola da tenere fra le mani. Io non conoscevo l'esistenza del bonsai e nel 1986 con la prima Euroflora ebbi l'opportunità di leggere un articolo su di una rivista in cui dicevano merita andare a vedere questa grande manifestazione perché ci sono dei giapponesi che hanno esposto degli alberi in miniatura coltivati in vaso, però non geneticamente nani, bensì creati dall'uomo. Ah, allora si può fare, mi sono detto io così. Per cui ero andato, già avevo fatto delle piantine nate da seme nel 1960, che sono poi anche qui. Quest'anno faccio i 50 anni con il bonsai, per cui anche l'associazione italiana, che è l'UBI, Unione Bonsaisti Italiani, mi ha dedicato uno spazio particolare, mi ha dato anche una targa di riconoscimento per quello che ho fatto io per il bonsai in Italia, e non solo in Italia, ma anche in Europa e parte del mondo. Io amo in particolar modo la flora italiana ed europea. Non disdegno anche delle specie orientali, specialmente quelle del Giappone, per cui le ho fatte da seme molte specie. Qui abbiamo la rappresentanza massima perché non esiste un museo così in Europa dove sono raggruppate molte specie in tutte le varie forme che si possono riscontrare in natura. Incontrai anche mia moglie nelle Filippine. Lei non era entrante nel bonsai, però li conosceva. Ci siamo sposati 25 anni fa e io sono stato il primo europeo che ha messo piede sulla sua isola e lì l'ho incontrata. Inizialmente non ci piacevamo, a dire la verità, ma poi ci siamo incontrati più spesso e così, andati a Manila, ci siamo frequentati e dopo un mese ci siamo sposati. Anche quest'anno al concorso nazionale, la mostra bonsai è arrivata prima assoluta, con una sua creazione proprio diventata molto brava e poi mi aiuta moltissimo sia nella lavorazione sia anche come forme espressive, cioè è molto critica perché quando facciamo magari una pianta da lavorare così ci mettiamo insieme, la guardiamo che quattro occhi vedono meglio di due. Quindi il giardino Museo Bonsai della Serenità è aperto tutto l'anno, quando siamo in casa naturalmente, ed è possibile visitarlo. Il giardino si mantiene anche con il contributo libero dei visitatori e quindi aiuta un po' anche ad alzare il morale, diciamo, no? Perché ci sono molte spese. E allora una volta si trovava magari in 6-7 tosate, un po' di ombre che si beveva, calde e fredde, una cantata, se ne andava tranquilli e beati. Magari a casa, dopo di andare a casa, se aveva al latte di mio padre, che era sua caneva, sotto chiave, e allora se ne a casa la sera freddo, si ciapeva ai mescoli. Si beveva il latte bel buono, si sentiva proprio fino sulla pancia, quel bel fresco che andava giù. A mattina si alzava tranquilli e beati e diceva sempre: "Oh, Tosà, dove sei stato ieri sera?" Pare, dove sei stato? Dove poi? A messa poi.
Tarso in provincia di Treviso vi aspetta, come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva la provincia di Treviso, viva Tarso, viva l'Italia e ciao!